Un gruppo di studenti ha occupato fin dalle prime ore di questa mattina l'ex sede del Provveditorato all'Istruzione di Treviso, di proprietà della provincia. All'interno della struttura di via Sartorio, nel quartiere di San Pelaio, i ragazzi hanno predisposto banchi e sedie per seguire le lezioni a distanza, mostrando come secondo loro si possa tornare a scuola in sicurezza e come nella provincia ci siano numerosi spazi abbandonati dove poter costruire nuove classi e nuovi istituti. Treviso è una città che è piena di spazi e buchi neri. Ovviamente il discorso della riapertura delle scuole non si può aprire finché non si affianca un discorso di riqualificazione degli spazi, miglioramento dei trasporti, della costruzione di presidi sanitari e un sistema di screening completo degli studenti e dei professori. Sulla base della loro teoria, proprio la mancanza di una pianificazione da parte del governo avrebbe costretto gli studenti alla didattica a distanza, a detta di molti inutile e alienante. La didattica a distanza non è diritto allo studio, non ci garantisce un apprendimento come la presenza, è solo una lezione frontale che punta solo al nozionismo e non ci garantisce una scuola come quella in presenza. Non si ha alcun tipo di confronto con studenti o insegnanti e i compagni di classe e non si riesce neanche a tenere la concentrazione come sia in presenza. Se è vero il commento alla vicenda da parte del presidente della provincia, Stefano Marcon, che ha ribadito come nonostante questo sia stato un anno difficile per il mondo della scuola, non si protesta occupando o danneggiando edifici pubblici. Costante all'esterno della struttura il controllo da parte degli uomini della questura di Treviso per una situazione che comunque non ha dato escandescenze, il direttore generale della provincia Carlo Rapicavoli, a seguito della segnalazione di effrazione e occupazione della proprietà, è entrato all'interno per verificare eventuali danni. I ragazzi sostengono che oggi sia l'inizio di una cosiddetta settimana di mobilitazione studentesca, ma le forze dell'ordine sono già a lavoro per accertare eventuali sanzioni e la provincia di Treviso si riserva di intraprendere azioni legali in seguito al danneggiamento della porta d'ingresso e all'occupazione abusiva di un edificio di loro proprietà.